sconfitte ci stanno sempre. Cioè, quando vengono le sconfitte non è mai un caso, non è mai sfortuna, non è mai di queste robe qui, quindi a netto di una buona prestazione, delle occasioni che abbiamo avuto, molto probabilmente se la finisce la partita 2-0 per noi perché non avessi rubato niente delle occasioni che abbiamo e ti trovi a commentare una sconfitta, vuol dire che è meritato. Però a livello di dinamica diversa da quella subita contro la Torres. Sì, ma sconfitte sono sconfitte, la squadra la deve percepire. Poi ci sono gli aspetti positivi che dovremmo sicuramente analizzare, ci interessava produrre più occasioni da gol, migliorare quell'aspetto lì e secondo me l'abbiamo fatto, però non è stato sufficiente, questo è il dato più netto e chiaro. Da qui si riparte e sì, come ho detto ai ragazzi comunque ho fatto i complimenti perché la prestazione l'hanno fatta, però prendiamo 0 punti e questo non ci piace. Freddezza sotto porta, poca precisione. Ma gli errori ci stanno, fanno parte del percorso, come vi dico sempre, di questa squadra, di questi ragazzi, quindi ci resta solamente di recuperare energie, di partire già domani per preparare quella partita di Coppa Italia e poi Tella. L'allenatore ospite ha dichiarato che lui meritava almeno il pari. I numeri meritavano di vincere, no, il pari. Cioè il pari ci andava stretto, la sconfitta ci fa ancora più rabbia, ma come vi dico, come ho detto poco fa, non credo che mai le sconfitte arrivino figlie del caso, quindi ripartiamo dalle buone cose che ci sono state e le cose che poi dobbiamo andare a migliorare. Una squadra che ha una buona prestazione. Sì, ma ragazzi, gli spettatori vi ho detto che sono stati bravi, non mi sono arrabbiato, tranne che i dettagli, quelli che vi dico sempre in conferenza, fanno la differenza, sono quelli che tu alimenti, sono quelli invisibili che durante la settimana magari tu non percepisci, ma che poi fanno sì che la palla entra e esce, tanti chiamano fortuna e sfortuna. Per me non esiste fortuna e sfortuna, esiste solamente una squadra, un giocatore o le persone che vogliono cambiare il proprio percorso professionale e di vita e quindi incidono anche in maniera netta sulle cose invisibili. E tante volte le partite le perdi per questo motivo e tanti vanno a richiamare la fortuna e sfortuna, per me no. Senti, anche oggi le grandi prestazioni di Cabucci sono capitate a lui diverse palle gol, è un peccato che non sia riuscito a segnare. Sì, dico come tutta la squadra ha fatto un'ottima gara, ha qualità, lui poteva già stare a 4-5 gol. Forse gli manca solo questo. Manca quello e lo va a ricercare non solo nella qualità che ha, ma in altri aspetti e che ci stiamo lavorando e ci arriverà perché è un ragazzo intelligente. Scusa, una cosa solo, una curiosità, a centrocampo ho visto una specie di marcatura uovo tra Colo, quelli che si chiamano, quel 94 e Bianco. Sì. Proprio era una marcatura molto stretta, era una cosa richiesta oppure imposta dalle condizioni del centrocampo? Da parte nostra dici? Sì. No, era il modo loro di giocare, avevamo analizzato che tante volte potevano trovarsi i loro centrocampisti in quella posizione lì e quello sarebbe stato diciamo il riferimento per Robby e quindi si andavano a formare delle coppie, il ragazzo con Basso, Paolucci con Luca e Robby sarebbe preso l'altra mezzala che avrebbe giocato, quindi avevano quei riferimenti lì, avevamo battezzato per come avevamo visto giocare l'Ancona. Cosa cambia questa sconfitta? No, la squadra aveva detto che era uno step in più, che poteva darci 3 punti in più e metterci a 11 punti, ma al di là della classifica avrebbe voluto consolidare ancora di più alcuni concetti, ma una sconfitta non avrebbe cambiato nulla, tranne il fatto che ci dice che dobbiamo continuare a lavorare. Ora c'è la rivincita di Coppa Italia del derby. Allora, c'è una partita importante per noi dal punto di vista proprio di atteggiamento, di mentalità, di continuare a crescere al di là del derby e quindi mi interessa dare continuità a questo tipo di lavoro che stiamo mettendo dentro da 2 mesi ormai. L'hai detto tu tra le righe, l'ha detto anche Donadel, la differenza poi l'ha fatta alla fine della partita, che voi avete avuto più occasioni, avete tirato più in porta, però non avete fatto gol. Loro hanno avuto un'occasione e mezza, però hanno fatto gol. Come lavori su questo aspetto? Perché
una volta che crei le occasioni è che o te le salva l'avversario sulla linea, oppure va fuori di poco, oppure ti incasini nel momento in cui devi calciare. Come lavori da questo punto di vista? In cosa dovete migliorare? Ma innanzitutto adesso lo andiamo ad analizzare. Poi nelle altre partite siamo stati solidi, ma anche oggi lo siamo stati in fase difensiva perché poi siamo stati sempre alti, abbiamo recuperato tanti palloni. Poi l'episodio ci sta che concedi come l'abbiamo concesso con la Carrarese, come in altre partite. Invece, a differenza delle altre partite, abbiamo creato di più. Quindi era un dato, come avevo detto in conferenza stampa, che volevamo migliorare perché la squadra ha qualità per creare di più e per stare di più nella metà campo. Quindi secondo me c'è stato un buon equilibrio da questo punto di vista, non è che abbiamo tirato tanto in porta però abbiamo concesso tanto, allora in settimana dici aspetta ci mettiamo a lavorare lì. C'è stato un buon equilibrio tra quello che abbiamo creato e quello che abbiamo concesso, che sono dei rischi calcolati. Avete creato di più rispetto a quello che avete concesso. Esatto, quindi non è una cosa una fase dove abbiamo, diciamo, lasciato, perché è stato un episodio. Se ci fossero stati 4-5 ripartenze, tante occasioni anche dell'Ancona, allora ti avrei detto in settimana naturalmente andremo a lavorare su un concetto più di fase difensiva o di aspetti che avrei notato. Secondo me c'è stato un buon equilibrio, la differenza è che non abbiamo concretizzato neanche un'occasione noi e loro sì. E quindi bisogna continuare a martellare perché c'è stato un buon equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Avevi detto che sarebbe stata una gara trappola. Sì, loro hanno fatto una partita giusta, si sono difesi, hanno lottato, erano in emergenza anche loro, anche se poi hanno giocatori di grande qualità e avevo la sensazione che si poteva vincere perché la squadra ha creato i presupposti per farlo e purtroppo ci dispiace non aver portato a termine quello che ci eravamo prefissato. Ci saranno... Mister Alfonso Greco, al termine del successo della Torres sul campo dell'Alessandria, la Juventus Under 23, mister, una partita sporca, però questa Torres sa portare a casa anche questi risultati e siete ancora primi in classifica con tutti i risultati a punti di giochiere. Partita approcciata benissimo, il primo tempo secondo me meritavamo il gol, abbiamo creato almeno 3-4 palle nitide dove un po' per sfortuna, un po' per imprecisione non siamo riusciti a fare gol, però la squadra ha espresso il primo tempo secondo me un buon calcio. Il secondo tempo è stata una partita un po' più sporca, dove loro hanno forse iniziato meglio, però poi alla lunga insomma i valori sono usciti fuori, nel senso che questa, ripeto, è una squadra che quando c'è da soffrire soffre e quando c'è il momento poi non è un caso se insomma riusciamo a sfruttare anche, a fare gol anche nei momenti migliori della squadra avversaria. Quindi questo è sicuramente un pregio, un valore dei ragazzi che stanno facendo qualcosa di bello. Sono un gruppo bellissimo. E chiaramente le vittorie aiutano noi a avere fiducia, l'ambiente, però rimanere sempre con questo atteggiamento, con questa mentalità, con questa voglia di soffrire e di ragionare partita dopo partita. L'abbiamo vista anche molto arrabbiata al momento dell'espulsione di Kujavi perché stava per fare il cambio e poi c'era il cambio, lo volevamo fare qualche minuto prima e lì insomma 30 secondi dopo come il gioco sarebbe interrotto avremmo fatto il cambio. Peccato, però anche oggi chi è entrato ha fatto bene come stanno facendo tutti e quindi è una rosa che lavorano, ripeto, anche quelli che non giocano è merito anche loro perché tengono alta la competizione e sicuramente ci sarà spazio per tutti, come ho sempre detto. Ecco, a proposito di questo tema, c'è la Coppa, forse anche l'occasione per provare alcuni giocatori che hanno giocato meno, anche perché avete un mese di ottobre molto complicato e un pochino... Sicuramente c'è qualcuno che deve insomma tirare un po' il fiato, quindi già da domani valutiamo e qualcuno sicuramente avrà bisogno di recuperare insomma, perché sono 6 partite che c'è gente che ha giocato sempre, quindi è il momento anche per vedere poi questi ragazzi che secondo me ci daranno anche soddisfazione.
Ecco, mister, di chiusura, l'ha mai guardata la classifica davvero? Se in caso se l'aspettava di essere, non dico primo, però comunque così in alto all'inizio, guardando il calendario? Ma all'inizio chiaramente siamo andati oltre ogni aspettativa. Non la guardo, ti dico la verità, non la guardo. Penso a lavorare, a mantenere questi ragazzi, anche se non c'è stato bisogno, con la testa bassa a lavorare. E poi più avanti, ecco, anche dopo questo ciclo di partite che verranno, vedremo un attimino che campionato ci aspetta. Ecco, ultimissimo invece, perché ci sarebbero tante domande sui singoli, no? Oggi si è visto un buon Mastino, si è visto un Fabriani che ha dimostrato di poter sostituire un giocatore fondamentale come Antonelli, però vorrei focalizzarmi su Liviero, ancora a segno, ancora decisivo, lo avete rimesso al centro del progetto Torres e vi sta dimostrando di essere un giocatore di qualità. Sì, è entrato anche lui nella mentalità giusta, quel pizzico di cattiveria che forse, non dico gli mancava, ma ogni tanto abbassava un po' la guardia. Sta capendo che se non fa questo c'è gente che corre, che spinge dietro, quindi è come lui, come tutti gli altri che devono essere onorati di iniziare la partita, di entrare in campo dall'inizio, perché c'è gente che meriterebbe ancora anche di giocare, quindi devono sfruttare ogni occasione che gli viene data. Con Zaccagni al termine della vittoria esterna della Torres contro la Juventus, 6 su 6, ancora protagonista, ma soprattutto c'è questa squadra che non si vuole fermare. Sì, siamo molto contenti perché siamo riusciti a fare la sesta vittoria, siamo ancora a punteggio pieno e quindi questo ci può dare solo che fiducia. Sono contento di essere riuscito a dare il mio contributo anche in questa partita, anche se devo dire che comunque il merito di questo filotto positivo è soprattutto della squadra, perché comunque sia a livello offensivo che a livello difensivo si vede che lavoriamo insieme, che siamo uniti, che abbiamo fiducia l'uno nell'altro e che questo può solo portare beneficio. Ecco, ancora una porta inviolata tra l'altro, perché sì, non subite gol e soprattutto state riuscendo ad essere una squadra importante anche nelle gare sporche. Oggi avete dominato il primo tempo, però nella ripresa potevate anche non portarla a casa. Sì, hai detto benissimo, soprattutto queste partite quando ti capitano molte occasioni nel primo tempo e non riesci a concretizzare, molte volte c'è la difficoltà di entrare il secondo tempo con loro che magari entrano più in fiducia, cercano di far cambiare l'inizio della partita e quindi magari rischi di perdere certe partite. Invece noi siamo stati bravi a essere cinici, abbiamo avuto magari meno occasioni nel secondo tempo, ma quelle che abbiamo avuto abbiamo concretizzato. Siamo stati bravi a soffrire quando c'è stato da soffrire e alla fine siamo contenti di aver portato a casa i punti. Ecco, sesta vittoria, iniziate questo mese di ottobre qua ad Alessandria con questo successo, sarà un mese infernale perché avete la Coppa Derby contro l'Olbia, poi la Lucchese, però un mese dove c'è anche Pescara, Spal, forse è ottobre. Bravissimo. Che ci dirà che Torres è da perdere. Sì, hai detto benissimo, questo sarà un mese veramente infernale e come ha detto il mister più volte, come penso abbiano detto tutti anche i miei compagni in conferenza, noi cerchiamo di pensare solamente partita dopo partita perché fare grossi castelli non si rivelano poi di sabbia, quindi inutili. Quindi ora abbiamo un impegno ravvicinato che è mercoledì il derby in Coppa, dobbiamo pensare a far bene quella partita lì, cercare di passare il turno perché la Coppa è importantissima, ti dà la possibilità di entrare nei playoff anche se magari in campionato non ci dovessi arrivare. Quindi insomma alla fine del mese di ottobre si potrà iniziare a tirare un po' le somme, al momento ci portiamo a casa la vittoria, la felicità della vittoria, però non abbiamo ancora fatto nulla. Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Immagini vi arrivano in diretta dallo stadio Vanni Sanna, casa temporanea del Sassari Calcio Latte Dolce, che oggi ospita l'ambizioso San Marzano in una gara che vale per la quarta giornata del campionato di Serie D per il girone G. Ecco il fischio. Va Piga, palla verso il primo palo, colpo di testa. Ottima occasione per il Latte Dolce con Marco Russo. Decide di mettersi nei guai da solo, allora Camarà, Di Gennaro dentro da Ferrari. Russo, preziosissimo. Ha già ricominciato il Latte Dolce, Sabata Pireddu, movimento di Fayet, prova a tagliare Scognamillo, è più ambizioso, il pallone verso il numero 11. Pireddu aveva trovato perfettamente Muscas, la sponda per Scognamillo. Movimento di Camarà, triangolo con Musso.
guadagna metri il numero 6, prova a prendere quello spazio Musso, la palla diventa buona per Di Gennaro, congiunti in due tempi anche prima di Ferrari, prima vera occasione da gol per il San Marzano, minuto 30. Lo anticipa e fa ripartire i suoi. Piga, c'è largo dall'altra parte, Scognamillo servito, adesso calcia verso la porta al numero 11. Errore qua con San Marzano che recupera nuovamente. Favo da Vasileios che restituisce al greco. Ferrari, possibilità di andare col sinistro. Si distende congiunti ma non ce n'è particolare bisogno. Palla larga. Vediamo se serve qualcosa. Formazione di Giorico. Eccolo il pallone sul primo palo per Saba. Gran controllo, arriva il cross. Vasileios in corner. Macina chilometri su quella fascia. Il numero 3 serve Muscas. Controllo del numero 9, il pallone per Faglie, Scognamillo apparecchia per Piga, pareicco in due tempi, grande occasione per il Sassari Lattedolce. Adesso a riempire l'area di rigore, il pallone che viaggia verso il secondo palo, colpo di testa tentato proprio da Cipolla. Uscita, allora si può riprendere a giocare immediatamente. Camarà passa secco su Cabeccia, accelera, entra in area, colpo col destro. Di somma la palla arriva dalle parti del numero 9. Muscas è dietro da Saba, occhio perché c'è spazio per prendere la conclusione. Ci ha provato col destro il numero 8, chiude troppo però. Corre a destra e Molo, accompagna Muscas dentro l'area, vediamo se va da solo. No, sceglie di servire Piga, parecchia al destro Piga, prova a far girare il pallone dal limite. Sassari Lattedolce, parte da dietro Muscas con Marcangeli. Marca zona invece il San Marzano, arriva il pallone, colpo di testa di Jeffrey Mo, la palla non è entrata. Allora Salaris nel tentativo di alimentare l'azione offensiva, Imo controlla, calcia, sbaglia, ma era tutto fermo. Secco di Cabeccia, adesso un po' di spazio per Piga che vuole lanciare nello spazio Marcangeli, è una gran palla quella di Piga, Marcangeli può correre. Entra in area il numero 10, usa le mani troppo Cipolla, e calcio di rigore per il Sassari Lattedolce. Va Cabeccia, sblocca il risultato il Sassari Lattedolce, pallone da una parte, pareicco dall'altra, ha segnato Marco Cabeccia. Tripicchio, va col mancino, calcia in porta Tripicchio, non va lontanissimo dal bersaglio grosso. Provare a guadagnare più tempo possibile per i suoi, invece c'è ancora speranza San Marzano. Qua Imo prova a farsi perdonare immediatamente, occhio perché è partito Jeffrey Mo dentro l'area, Imo! Eccolo qui, Jeffrey Mo, è 2-0 per il Sassari Lattedolce. Avevamo appena detto che avrebbe potuto far meglio di quello che ci aveva fatto vedere, e invece alla prima palla pericolosa Jeffrey Mo fa 2-0 e il Lattedolce l'ha chiusa. Si riparte da Altobello, ultimi attimi di questa quarta giornata della girone G di Serie D, almeno qui a Sassari. Tripicchio, fischia 3 volte Lupinski, finisce qui. Sassari Lattedolce e San Marzano, seconda vittoria consecutiva fra le mura amiche per la formazione sassarese che vola a 6 punti, rimane a 2 invece il San Marzano che non riesce a sbloccarsi in questo campionato. Buon pomeriggio dello stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capoetere, benvenuti a Gladiator Costa Orientale Sarda, il 9 Nurchi, l'11 Aloia, mentre seguiamo l'azione del Gladiator che il pallone è al centro, fuori gioco però non vale. Attaccano ora gli ospiti che oggi sono in maglia nera, il cross al centro e c'è la rete, il gol della formazione ospite, cross dalla destra in scivolata, Aloi ha bucato, Alessandro Aloi con il numero 11 ha bucato la porta nero-azzurra, ripartire gli ospiti in contropiede, attenzione a questa azione pericolosa con il tiro
Si preferisce invece uno scambio corto con Ceparano, il cross al centro sul secondo palo, Manzi la mette dentro, colpo di testa e il salvataggio sulla linea. Avanti ora, grande lancio di Carullo, ecco qui Spinozzi e salva il numero 3, per l'arbitro non è fallo di mano. Cross che viene messo adesso, il colpo di testa, il pallone in rete, il pareggio da parte del Gladiator che segna il gol dell'1-1 con il suo numero 5 Davide Manzi, che buca Tommasino e porta il Gladiator al pareggio dopo aver battuto il calcio d'angolo. È intervenuto il numero 5 che ha bucato la porta nel campionato scorso. Ora pallone al centro con il tiro e la gran parata da parte di Campana, che si distende con la mano di richiamo, mette in angolo. Era forse pensando comunque di poter recuperarla, e poi in questo istante finisce il tempo, però proprio su un'azione che può essere interessante per il Gladiator, quindi 1-1. Secondo tempo che comincerà con un po' di ritardo. Partiti, dunque si riprende al Mario Piccirillo. Deve puntare l'avversario, invece fa un giro su se stesso, la cross al centro, colpo al volo da parte di Coratella, gran parata di Tommasino ma era tutto fermo. Che va sulla sinistra verso Coratella, il passaggio troppo centrale e poi Coratella segna il gol del 2-1, ma è fuori gioco. Sembra strano, però dalla posizione non ci sembrava, però. Esce tra gli applausi ed entra con il numero 32 Luigi Castaldo. Tra gli applausi scroscianti di tutto lo stadio. Il nuovo entrato, ancora il 29 a riconquistare il pallone, è scoperto il Gladiator in avanti con la conclusione alta. Può ripartire Mancini che con l'esterno serve Messina, entra in area di rigore, Messina mette in mezzo, sfiora il palo, il numero 11, occasionissima per il Gladiator. De Montis al limite dell'area, il cross al centro, colpo di testa, Campana, il miracolo da parte di Campana che toglie il gol del 2-1 per la Costa Orientale Sarda. Miracolo, approfittare della scivolata di un difensore, il cross di Chietti con la testa, poi la conclusione, la palla che resta lì, Castaldo non riesce. La sovrapposizione da parte di Chietti che crossa il pallone al centro alla ricerca di Castaldo, Garzia il destro, Tommasino che fischia la fine delle ostilità. Finisce 1-1 tra Gladiator e Costa Orientale Sarda, secondo risultato utile consecutivo per la formazione nero-azzurra, che dopo il 2-2 in casa del Flaminia pareggia 1-1 in casa contro la Costa Orientale Sarda. Buon pomeriggio dal Trastevere Stadium. Gaetano Vitale per la quarta e già molto importante giornata del girone G di Serie D. In campo Trastevere e Budoni. Fallo laterale Farris, ma non si esce da lì. Bertoldi, zona cross, la palla arriva sul secondo palo. Mastropietro non riesce a spingere verso la porta e poi risponde a Sumani e poi palla subito dentro per Massimo, che può addirittura calciare sul primo palo. Attentissimo Marano, ma prima occasione gigante per il Trastevere. Va da Bertoldi che alza benissimo il pallone per Alonzi, si può coordinare col cross, Crescenzo la difende, prova a girarla sul petto. Parte ora Santoro col destro ad uscire sul primo palo, grandissima parata di Semprimi. Assumani, poi anche bravo Tolomeo a crederci, alla fine Alonzi. C'è Mastropietro, la palla passa. Sono in 5 ad offendere per il Trastevere, finta di Mastropietro che ce l'ha sul destro, piede non forte, palla buona per Crescenzo davanti al portiere, gli tira addosso, grande risposta di Marano. Massimo, Crescenzo di prima, l'imbucata per Mastropietro davanti al portiere, lo scarta e segna, ma la bandierina è alta. I difensori del Trastevere, qui Gheie se la porta avanti benissimo, poi calcia troppo centrale, respinge con sicurezza Semprini all'interno. Palla ad uscire, pizzica Crescenzo sul primo palo. Palla fuori. Vuole il cross che arriva adesso per Alonzi che fa la sponda per Crescenzo. Siamo al limite dell'area, Caceiro appoggia per Massimo, ce l'ha sul sinistro, prova comunque a tirare. Ortenzi invece non è immobile, ma il Trastevere comunque si riprende il pallone. Caceiro, c'è Crescenzo dall'altra parte, scelto invece Alonzi che forse vuole la porta, va invece da Caceiro che segna ancora, ma esattamente come prima è fuori gioco.
di nuovo Conti, Caceiro, vorrebbe Rosati, ci va ora, zona cross, eccolo che arriva, Alonzi la gira! Arbitro col fischietto in bocca e questo l'ultimo frame di Trastevere-Budoni che si chiude a reti bianche 0-0.